Bentrovati amici, oggi con Don Salvatore Bucolo e il nostro ospite Salvo Lavenia parleremo di San Francesco. Abbiamo intitolato questa nostra trasmissione San Francesco, il mio amico del cuore, e in particolare della gioventù francescana. Fra poco capiremo chi è, cosa fanno questi ragazzi della gioventù francescana. Intanto iniziamo con un video. E se la fede non fosse qualcosa da spiegare, ma da vivere fino in fondo? C'è un momento in cui le parole non bastano più, in cui tutto chiede di diventare vita, scelta, dono concreto, dove ciò in cui si crede smette di essere teoria e diventa carne, tempo, servizio. È lì che il cuore cambia direzione, perché la fede viva non fa rumore, si consuma, si dona, si spezza. Salvo, ti riconosci in questo video che è stato realizzato conoscendo per sommi capi un po' quella che è la tua storia di ragazzo, di giovane, impegnato, testimone anche di fede? Certo, sì, mi rispecchia molto in realtà le parole che sono state spese durante il video, perché in effetti una fede diventa secondo me autentica quando poi non rimane solamente chiusa in se stesso, chiusa in te stesso, ma riesci poi a portarla fuori, quindi nella concretezza. Tu fai parte del Consiglio regionale della GIFRA, che sta Sì. per Gioventù Francescana. Sì. Cos'è esattamente la Gioventù Francescana? Allora, la Gioventù Francescana, o GIFRA appunto, è una fraternità di giovani, copre una fascia più o meno di 18 ai 30 anni. È una fraternità perché ovviamente rifacendoci a San Francesco, noi cerchiamo praticamente di vivere le nostre vite da cristiani, che siamo ovviamente cristiani, laici, quindi abbiamo la nostra quotidianità, chi studia, chi lavora, semplicemente siamo affascinati e vogliamo farlo seguendo i passi di Francesco e quindi seguendo i passi anche dell'ordine dei frati, delle suore che gravitano tutto il mondo francescano, ecco, tutta la famiglia francescana. Cosa ti affascina della figura di San Francesco? Cos'è che ti ha attirato? Allora, quello che mi ha attirato principalmente è la semplicità, la forza del suo messaggio. Lui è stato un grande santo perché ha saputo trarre dal Vangelo un messaggio semplicissimo, che è la legge dell'amore, che è quella alla quale ogni cristiano, tra virgolette, deve seguire affinché possa avere una vita di fede lineare con quanto detto, ecco. Quello che però è importante dire è che la differenza principale con qualunque altro cammino è che la GIFRA è anche un cammino di discernimento vocazionale, quindi non è semplicemente una fraternità in cui comunque si sta insieme, si prega insieme, si litiga, si festeggia, però tu cresci perché diventi una persona adulta all'interno del cammino francescano e maturi anche quella che poi è la tua vocazione, anche grazie alla tua fede. Io ho anche deciso di iniziare a studiare infermieristica e dedicarmi anche come mestiere, come nella vita, al prossimo, anche grazie al cammino che io sono quello che sono, anche grazie al cammino che ho fatto all'interno della GIFRA durante questi anni, ecco. Ecco, sono diverse le attività che svolgete, tu sei stato anche in missione. Allora, quella in realtà diciamo che è stata un'esperienza che ho conosciuto grazie ad alcuni ambienti, alcune persone che ho conosciuto all'interno della Gioventù Francescana, all'interno di alcuni eventi della Gioventù Francescana. Però poi si sono ovviamente articolate, si sono espletate al di fuori in realtà della GIFRA, perché l'esperienza di missionarietà secondo me parte sempre da una chiamata. Quindi quasi anche questa. Ti si vede che spacchi della legna, ci hanno mandato dei video Sì. in cui cos'era, qui dove sei? Siamo stati in Madagascar un paio d'anni fa, proprio perché chiamati, tra virgolette, dal Signore a passare, noi diciamo sempre, dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. È un concetto importante perché, come abbiamo detto all'inizio, è importante che la fede poi esca dalle quattro mura. Anche Papa Francesco ultimamente, prima di morire, ci ha affidato un po' questa missione, la sinodalità, quindi l'uscire anche fuori dalle nostre parrocchie. E quindi come passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita?
andando in missione. Questa è stata, tra virgolette, una delle esperienze che mi ha anche cambiato un po', ancora una volta, perché è stata sempre esperienza dell'incontro con Cristo, e mi ha cambiato ancora una volta il modo di vedere il mondo, perché quello che secondo me è importante per un cristiano e francescano nel mondo di oggi è come guardi il mondo. Cioè, guardare il mondo con gli occhi di un figlio di Dio è diverso da guardare il mondo con gli occhi di un figlio del mondo, tra virgolette. Perché quello che cambia non è esternamente, ma è dentro, cioè il cuore. È come tu ti prepari ad ascoltare le persone, a incontrarle, ad accoglierle, a non farle sentire escluse, ma anzi, noi diciamo sempre che in fraternità i fratelli non si scelgono, mentre gli amici sì. È importante fare la distinzione all'interno della Gifra tra fraternità e il gruppo di amici. I fratelli appunto non si scelgono, quindi anche all'interno delle nostre piccole fraternità locali ci sono degli screzi, però non significa che se qualcosa non mi vada bene io mollo tutto. Un altro dei punti, tra virgolette, importanti, cardini della nostra promessa, oltre all'Eucaristia come centro, il Vangelo come guida, i poveri e gli ultimi come fratelli, è la Chiesa come madre. Noi viviamo la nostra vocazione cristiana all'interno della Chiesa. Non scappiamo se qualcosa non ci va bene. Don Bucolo, il carisma francescano può dire e dare molto in questo periodo storico. Esatto, San Francesco rimane il santo intramontabile per eccellenza, perché è colui che nella sua vita, uso un termine tecnico ma spiego subito, ha avuto un processo di cristificazione totale, cioè in lui un altro Cristo, tant'è vero che nello stemma francescano c'è questa mano di Cristo e questa mano di San Francesco in questi stimmati, perché lui ha ricevuto le stimmati. E come diceva benissimo Salvo, in San Francesco è colui che il Vangelo diventa realtà, diventa vita, diventa concretezza, diventa immediato, senza interpretare, senza girarci attorno, senza moralizzarlo, senza renderlo astratto, senza renderlo complicato. C'è proprio il Vangelo così come si presenta nella sua realtà. E San Francesco è un santo intramontabile e tra l'altro vedo anche una continuità. Come lui ha avuto la grazia tramite incontri di persone arrivare in Madagascar in missione in terra lontana, non dimentichiamo che San Francesco, anche lui, un po' di strada se l'è fatta fino ad arrivare in Terra Santa, no? Perché il francescano è l'uomo dell'ecumenismo, dell'apertura, dell'universalità. Cioè lui addirittura è stato lì a interagire col sultano, no? Cosa incredibile, cioè siamo dei secoli anni fa, quando in realtà questo sembra attualissimo. Quindi San Francesco è un santo anche di tanti aspetti, in cui giustamente un giovane si ritrova, perché il giovane ha questo desiderio di scoperta del mondo, di scoperta di se stesso, ed è anche vero quanto dice Salvo che San Francesco mi porta a guardare le cose con occhi diversi, con prospettiva diversa, cioè ciò che magari agli occhi del mondo potrebbe sembrare marginale, o potrebbe sembrare anche stupido, o potrebbe sembrare anche inutile, con gli occhi di San Francesco vedo le cose nella loro verità, e quella piccola cosa, quel piccolo frammento lì c'è l'opera di Dio. Quindi per me San Francesco, e per i giovani San Francesco, è il santo di oggi. Tra l'altro il fatto che Papa Francesco lo ha nominato in modo incredibile, ha scelto il primo Papa ad avere questo nome, ci mostra la grande attualità, e io credo che la Chiesa non smetterà mai e poi mai e poi mai, nei secoli che andranno, a vedere San Francesco come un modello indelebile di uomo che tutto di un pezzo nella sua carne ha vissuto la vita di Cristo. Ed è interessante quello che dice Salvo Lavenia, che è stato attirato dalla semplicità. Sembra quasi
qualcosa di inedito, in che senso? Che di solito i ragazzi sembrano invece attratti dalle cose complicate, dalle cose contorte, dai social, invece l'essenzialità, la semplicità è qualcosa che probabilmente ricercano. Ma non tutti poi trovano, perché magari dipende dagli incontri, dal sentire, dal sapersi ascoltare, ma questo desiderio di semplicità invece credo che sia un desiderio profondo, non solo di Salvo, dei ragazzi che frequentano la Gifra, ma di tutti i ragazzi. Sei d'accordo su questo? Sì, sono d'accordissimo, e se non tutti lo sperimentano, io dico questo, potrebbe sembrare strano, che quando un ragazzo si fa prendere da tante cose, in realtà è perché dietro nasconde questo desiderio di semplicità. Ecco, Salvo ha avuto la fortuna di sperimentarlo. Magari tanti non hanno avuto la fortuna di sperimentare questo desiderio di semplicità, si sono persi in tante cose, ma in realtà io credo che è insito nel cuore dell'uomo. A volte noi ci nascondiamo dietro tante maschere, dietro tanti ruoli, dietro tante compensazioni, perché magari a volte la semplicità ci sembra un ideale astratto, quando in realtà è concreto, ma lì io credo la grazia, gli incontri giusti. A volte incontrare le persone che in modo immediato ti fanno sperimentare la semplicità, un giovane dice: ma allora è vero, ma allora è possibile, allora lo posso sperimentare. Ecco, lui ha avuto la fortuna di sperimentarlo, e sicuramente Salvo nel suo modo, anche nel suo servizio, perché lui ha un servizio importante nella regione Sicilia della Gioventù Francescana, diventa un tramite per tanti ragazzi. Questo far sì che lo vivo anch'io, perché non potresti anche tu sperimentare questa semplicità francescana, che è vitale per dare uno stile di vita diverso. In Sicilia siete tanti? Sì, siamo tantissime le fraternità disposte su quasi tutte le province. L'unica in cui non c'è una fraternità locale in realtà è la provincia di Trapani. Però sì, siamo molte le fraternità, quasi una trentina. E se un ragazzo volesse avvicinarsi ad una di queste fraternità, come fa a saperlo? Come vi cerca? Noi innanzitutto, ovviamente essendo insomma figli del nostro secolo, utilizziamo abbastanza comunque i canali social, quindi anche le pagine Facebook, le pagine Instagram, pubblicizzando sempre comunque gli eventi, e poi viviamo le parrocchie, quindi come detto prima noi viviamo all'interno della nostra chiesa, quindi se c'è un ragazzo che è curioso semplicemente si avvicina quando succede che arriva qualcuno di nuovo, si avvicina perché è curioso, perché ha domande da fare, perché ci vuole conoscere, e noi semplicemente ci vediamo, facciamo un incontro magari una volta a settimana, e noi ci vediamo e stiamo insieme, spezziamo la parola, gioiamo, ci divertiamo, litighiamo, è una vera e propria fraternità, cioè, i rapporti dovrebbero essere relazioni autentiche, fraterne. È bello anche il modo con cui si salutano i francescani: pace e bene. Due parole molto importanti e molto significative, soprattutto per i tempi che stiamo attraversando. Pace e bene. Ed è chiaro, quella pace di cui parla San Francesco non è pace come assenza di guerra. Ecco, come ma quello shalom in ebraico, che è pienezza di vita, perché abbiamo un desiderio di pienezza di vita, e San Francesco chiaramente ci propone Cristo. Chi ha questa pace è normale che la sua vita diventa un bene, cioè una grazia per gli altri, diventa una benedizione. Solo nel ritrovare questa pace in Cristo possiamo benedire, ed è straordinario il famoso cantico delle creature, che noi pensiamo che lui ha composto in un momento magari di estasi, di tranquillità. In realtà nel momento più atroce del suo dolore, della sua sofferenza, nel momento in cui uno, dico tra virgolette, dovrebbe quasi quasi maledire la propria storia, maledire Dio, lui benedice, e anche benedice per sorella morte, perché proprio l'incontro col Signore porta a benedire e a vedere come Dio ha sempre un progetto di amore. Bene, ci fermiamo per qualche istante e torneremo a parlare con Don Salvatore Bucolo, ma anche con Salvo Laveni, e continueremo a parlare della gioventù francescana e del carisma di San Francesco.
San Francesco, il mio amico del cuore, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Ne stiamo parlando con Salvo Lavenia, che fa parte della GIFRA, la Gioventù Francescana. Abbiamo parlato di questa fraternità della quale tu fai parte da tanti anni assieme a tanti altri tuoi amici. Ecco, come si declina nella tua vita? Perché chiaramente non stai sempre in chiesa con i tuoi fratelli, ma si tramuta tutto in scelte di vita poi alla fine, no? Questo carisma di San Francesco che tu hai abbracciato. Praticamente il cammino in GIFRA mi è servito per crescere, come ho detto prima, e quindi anche per discernere quelle che sono le vocazioni. Quello per cui io mi sento portato è quello che voglio essere più che voglio fare. Io in realtà il cammino l'ho scoperto abbastanza naturalmente, nel senso frequentavo il catechismo, come tutti, e ho iniziato a frequentare quelli che sono gli Araldini, che sono i piccini della nostra famiglia francescana. Poi però dall'abitudine devi fare una scelta, nel senso io ho continuato poi nei miei anni adolescenziali, sono passato in GIFRA quando avevo 14 anni, ho avuto anche il mio momento di, diciamo, la mia notte oscura, tra virgolette, nel senso mi sono anche allontanato un pochino per alcuni anni, per un po' di tempo, però poi a un certo punto ho provato a scegliere, a decidere chi volevo essere ed ero quello, sono sempre stato quello, quindi sono tornato e faccio parte, come hai detto tu, della GIFRA ormai da quasi 15 anni, 14 anni, un bel po' di anni. Questo si traduce ovviamente in scelte di vita che sono consone a quello con cui io sono cresciuto. Quindi anche la scelta, tra virgolette, degli studi è stata dettata anche da questo. Io poi la conferma l'ho avuta quando ho fatto il primo tirocinio, il reparto. Sì, perché dobbiamo ricordarlo, tu sei iscritto in infermiere. Ho finito, sì, sono laureato. Hai finito? Sono tu sei infermiere. Già laureato. Sì. Quindi già svolgi l'attività di infermiere o ancora? No, non ancora, perché no. sì, mi sono laureato a novembre, però ho deciso di prendermi un po' di tempo perché in realtà ho in programma un'altra esperienza quest'estate, un'altra esperienza missionaria, quindi ho deciso di prendermi un po' di tempo affinché potessi un po' chiudere quello che è questo discorso per poi insomma concentrarmi un pochino su altro. Però a prescindere questo nella vita, io quel giorno in reparto mi sono sentito più appagato nel dare che nel ricevere, e questa è una cosa secondo me fondamentale personalmente nella mia vita, che mi ha fatto capire quali scelte volessi fare, chi volessi essere. È stata la conferma, stare accanto a chi in quel momento aveva bisogno di me, e non aveva bisogno solo tecnicamente, solo dal punto di vista medico, aveva bisogno di qualcuno che lo ascoltasse. Quello per me fa la differenza. Io penso che, avendo un cammino alle spalle di questo tipo, devo svolgere questo mestiere con un certo sguardo, con degli occhi diversi. Sì, e poi sono convinta che gli infermieri siete quelli che state più a contatto col paziente rispetto ai medici, perché i medici magari c'è il momento della diagnosi, della terapia, eccetera, però chi ha un contatto soprattutto con le persone che sono ricoverate, siete proprio voi, io credo, c'è un contatto molto più forte. Ma in famiglia queste tue scelte sono condivise? Allora, in realtà in famiglia mio padre è un infermiere, per esempio, rimanendo su questo discorso. Mio fratello è un infermiere e anche lui in realtà è cresciuto con me comunque nei locali della nostra parrocchia, è cresciuto nella GIFRA, anche lui ha frequentato la Gioventù Francescana, quindi vuoi o non vuoi in famiglia in realtà è abbastanza condiviso. Porto quella che è praticamente l'esempio di mia madre, che era una persona che si è allontanata dalla fede nel corso degli anni e che era diventata, tra virgolette, uno di quei cosiddetti cristiani non frequentanti, che accompagnando noi e vedendo come noi tornavamo, quello che le raccontavamo, gli eventi a cui partecipavamo, insomma seguendoci, si è reinnamorata anche lei della figura di Francesco e ha cominciato anche lei in un secondo momento a condividere anche con noi questo
questo stile di vita, tra virgolette, che ci ha caratterizzato. Quindi in realtà in famiglia, se all'inizio è stato, non dico strano, però è stato non condiviso probabilmente, non capito, poi in realtà la cosa è diventata normale, assolutamente, sì. Dunque, qui abbiamo l'esempio di ragazzi, di figli che avvicinano i genitori, in questo caso la mamma, di più alla Chiesa, ai sacramenti. Non sempre, ecco, sono i genitori che decidono per i figli o comunque che educano i figli alla fede cristiana, ma può avvenire anche il contrario. Esattamente, questo è bello perché nelle famiglie non c'è mai una storia uguale, c'è una storia diversa ed è bello anche il fatto che questa sua professione infermiere dà una chiave di lettura che per me è la più autentica, perché non ci si può prendere cura dell'altro se non prendo cura della relazione con l'altro. L'elemento relazione oggi più che mai diventa fondamentale, perché a volte capita, pensando agli ospedali, pensando ai pazienti, alle varie situazioni, a volte ci si ferma al problema, alla malattia, a quel dolore, a quella sofferenza, ma in realtà c'è una persona, c'è un volto, c'è una storia, c'è un incrocio di sguardi, c'è un qualcosa che magari è importante che ascolto per capire perché dietro una malattia c'è anche una sofferenza dentro. Quindi io credo che in questo Salvo si trova a vivere una perfetta sintesi, no? Cioè San Francesco, ma in questa sua professione lo spinge a vivere la sua vocazione nel prendersi cura dell'altro. E chiaramente questo diventa un tramite anche per chi sta accanto, in questo caso per la mamma, no? Cioè, magari e qui noi pensiamo a volte che forse per convincere o per quasi portare un familiare a casa nostra bisogna quasi quasi fare la testa tanta, ma perché in realtà è poi la vita. Poi il come vive la vita, soprattutto un genitore, quando vede un figlio vivere la vita con un certo stile, no? E soprattutto la gioia, perché per un genitore è importante vedere il figlio che è contento di quello che lo fa con gioia, che lo fa con la passione. Chiaramente questo porta un genitore poi a interrogarsi, a chiedersi, e quella cosa poi diventa trasmissione della fede. Io sono sempre convinto che la fede non si impone a una persona né si convince, ma si contagia, come una malattia. Solo questo è un contagio che è una benedizione, no? Quindi la fede è possibile contagiare, ma se mi abita, se per me diventa non un momento della mia vita, ma diventa la dimensione della vita di ogni giorno. E quindi il Signore si è servito di Lui per far sì che in questo caso la mamma potesse fare esperienza che la fede non è una cosa di chiesa, non è un ambito, ma è il modo di vivere la propria vita. Salvo, invece con i tuoi colleghi di università, con altri coetanei che non fanno parte di questo mondo cattolico, diciamo, né tantomeno della gioventù francescana, ecco, la relazione, si incuriosiscono, ti chiedono, intuiscono che in te c'è una fede, un modo diverso di approcciarti alla vita, alle cose, agli altri? Allora, soprattutto con il mio gruppo di amici mi è capitato, più in passato, di inizialmente, quando si è più piccoli, di sminuire un po' il tutto, dire sì vabbè vado, non vado, perché quando sei soprattutto adolescente nel mondo di oggi è difficile, per me lo è stato forse all'inizio, poi però quando a un certo punto fai la tua scelta, perché come ho detto prima io ho avuto un periodo dove mi sono allontanato e io ho fatto le mie scelte lì, quindi è stata una mia responsabilità. Poi è stata una mia scelta anche ritornare, dopo un periodo in cui ho detto mi manca, cioè non sono più me stesso. E quindi perché devo snaturarmi per piacere agli altri? Cioè così non ha senso, non mi è piaciuto. Quindi io sono tornato e ho iniziato a non sopprimere più, ma a condividere. Con le persone comunque che mi vogliono bene, anche se non condividono il mio stesso, non solo cammino, ma non condividono la fede. Perché io ho amici molto stretti comunque,
con cui non condividiamo questo cammino di fede, cui non hanno fede, ma sono felici di sentire le mie storie in realtà. E io questo all'inizio non me l'aspettavo. Cioè per me, io ripeto, all'inizio mi nascondevo un pochino quando ero più piccolino. Poi crescendo invece ho notato che in realtà li incuriosiva pure. Ed erano felici perché mi vedevano felice. E questo fa la differenza. E questo è quando tu... Ed è lì forse il passaggio che ho fatto per il primo passaggio per cercare di trasformare le mie relazioni in relazioni autentiche, che fino a che non sono totalmente me stesso e non riesco a mostrarmi per quello che sono, non sarà mai una relazione autentica. Non sarà mai una relazione autentica se non siamo noi stessi. Esattamente, essere se stessi è fondamentale ed è bellissimo. Essere se stessi significa anche costruire relazioni anche con persone che magari non hanno quell'adesione di fede che lui ha avuto, ma questo non significa che non posso trasmettere me stesso e la mia amicizia. Ma in fondo San Francesco, anche lui, nella sua vita si è trovato con persone di fedi diverse, anche non cristiani, ma veniva stimato, molto stimato e apprezzato per quello che era, perché soprattutto era semplicemente se stesso. Sembra banale quanto sto dicendo, ma quando uno è semplicemente se stesso, costruisce relazioni autentiche con tutti. Ed è questo, credo, anche lo spirito fortemente francescano che San Francesco insegna a tutti noi, che poi alla fine è lo spirito cristiano. Grazie Don Bucolo, grazie anche a Salvo Lavenia per aver condiviso con noi e con i nostri telespettatori la sua storia. Grazie per aver parlato di San Francesco e dello stile francescano. Allora, quest'oggi vi salutiamo con il saluto francescano, pace e bene. Alla prossima.